Sono ripresi questa mattina dopo una sospensione di circa 2 mesi i lavori per la realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 nel quartiere Pertini a Mestre, che termineranno con grande soddisfazione dei residenti che da tempo lo chiedevano i primi giorni di ottobre. Prima la pavimentazione e successivamente cominceranno a mettere anche l'erba sintetica, la illuminazione perché si giocherà anche di sera e poi la recinzione perché questo campetto sarà tutelato e difeso con le unghie e con i denti, quindi che si sappia. Perché i residenti non abbassano mai la guardia, come hanno dimostrato negli ultimi anni, per proteggere il quartiere, che anche grazie alle loro battaglie sta tornando lentamente a risplendere come un tempo. L'intervento del campo è costato 145.000 euro ed è pensato soprattutto per i giovani della zona. È super importante, in quanto i giovani su questo quartiere se ne andavano per trovare occasioni di fare sport, di fare aggregazione, comunque di trovarsi fra loro. Se noi facciamo strutture che consentono ai giovani di ritrovarsi, di fare lo sport, di stare assieme, ecco che anche un quartiere, una periferia, seppur grande come il quartiere Pertini, questo è tutta salute. Una piastra che permetterà loro di divertirsi e stare insieme facendo allo stesso tempo da occhi attenti al quartiere, ha dichiarato il presidente della commissione consigliare sport Matteo Senno, che si è recato sul posto per un sopralluogo insieme ai tecnici. Abbiamo già in programma, ha concluso, l'organizzazione di molte iniziative, tra cui un torneo tra quartieri.